È stata una bella Akragas rispetto alle figuracce incassate fino a ieri. La squadra ha giocato i primi 45 minuti alla pari del Trapani, non riuscendo però a concretizzare. Il Trapani, forte dei giocatori che possiede e di una maggiore esperienza, è riuscito alla fine a vincere, portando a casa punti pesanti per la classifica. E così purtroppo siamo qui a parlare di un'altra sconfitta, la seconda per mister Criaco da quando ha preso il posto di Raffaele Di Napoli. Ieri si è giocato il secondo derby dopo quello perso con la Leonzio. C'è da dire che si è giocato senza il supporto dei tifosi, perché Siracusa è davvero lontana. Un esilio che è la principale causa del disastro biancoazzurro. Questa dell'esilio forzato è una punizione che sa di farsa, visto che si è quasi sempre giocato con il sole, come ieri. Altre società e altre piazze forse avrebbero approfondito la questione. Ad Agrigento invece si sta scivolando verso il baratro nel silenzio più assoluto, con la Serie D ad un passo. Ma non è questo certo il destino che può avere una squadra come l'Akragas. Ieri con il Trapani è finita 1-0 con rete del Granata Polidori, nulla rispetto allo schiacciante 7-0 dell'epoca di Napoli. Per i biancoazzurri si è visto un ottimo Camarà, ma è stato tutto inutile, viene da dire, come sempre.